Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di Prealpina.it. Incidente domestico a Busto Arsizio, dove una donna è rimasta incastrata con le dita in un frullatore. La 41enne è stata soccorsa e portata in ospedale, dove è stato chiesto anche il supporto dei vigili del fuoco per liberarla. Con un intervento complesso e molto delicato, in collaborazione con i sanitari, è stato possibile tagliare la lama dell'elettrodomestico. In base ai primi riscontri, proprio grazie all'operazione in sinergia tra personale sanitario e vigili del fuoco, la donna se la caverà senza gravi conseguenze. E restiamo sulla cronaca, ma cambiamo argomento. Una maxi indagine della Guardia di Finanza è arrivata fino alla provincia di Varese e in particolare a Gallarate. Vediamo il servizio. La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi frode fiscale con 140 società fantasma per un giro d'affari di quasi 2 miliardi di euro. L'operazione, denominata Fast and Clean e coordinata dalla Procura di Ancona, ha toccato anche il Varesotto, in particolare la zona di Gallarate, dove sono state effettuate alcune perquisizioni. Le imprese fantasma erano per la maggior parte localizzate in Lombardia, esistevano solo sulla carta ma non avevano strutture per risorse umane e materiali, erano domiciliate in luoghi improbabili se non addirittura avevano indirizzi inesistenti. Grazie a questo sistema, stando alle indagini, migliaia di imprese non versavano le imposte e trasferivano il denaro all'estero. L'attività investigativa, partita nell'aprile del 2023, ha preso spunto da un controllo fiscale e antiriciclaggio nei confronti di un imprenditore cinese terzista del distretto industriale del tessile vicino a Senigallia. Nel VCO è stato individuato dai carabinieri l'uomo che aveva abbattuto 2 autovelox e che per questo era stato ribattezzato il Fleximan della Val Vigezzo. Ci spiega tutto Marco De Ambrosis. I carabinieri di Santa Maria Maggiore hanno denunciato un 50enne di Druogno, responsabile del danneggiamento di 2 velobox. Le indagini erano partite nel mese di novembre, quando i militari erano intervenuti nel paese vigezzino a seguito del danneggiamento di 2 colonnine per il rilevamento della velocità lungo la statale 337. Le stesse, che erano state acquistate dal comune con lo scopo di ridurre l'incidentalità stradale e controllare la velocità nel centro abitato, erano state notate dal sindaco Marco Zannoletti il mattino del 12 novembre, divelte ed appoggiate a terra. Le indagini si sono avvalse anche dell'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, con le telecamere che quella stessa notte avevano ripreso una persona a piedi vicino ai velobox. Un'inquadratura in particolare riprendeva i momenti in cui la struttura veniva divelta e buttata a terra. Il 50enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, il cui valore del danno è stato valutato in oltre 2.000 euro. E cambiamo adesso pagina e spostiamoci all'Università LIUC di Castellanza, dove questa mattina sono stati in visita il governatore della Lombardia Attilio Fontana insieme all'assessore Alessandro Fermi. Vediamo il servizio di Emanuela Spagna con immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Quale eccellenza avete riconosciuto qui alla LIUC? Beh, allora, abbiamo pensato di fare questo tour all'interno del mondo universitario, che oggettivamente è un sistema che funziona molto bene, non per merito della regione che fa la propria parte, ma per merito del fatto che ci sono una serie di atenei che negli anni sono riusciti a costruire un sistema di formazione che è invidiato da tutta Italia ma anche da tutto il mondo. Noi accogliamo oltre il 33% di studenti che vengono da fuori regione e un 8% che arrivano dall'estero, e questa attrattività del sistema universitario lombardo è qualcosa su cui dobbiamo continuare a puntare, perché arriverà il calo demografico, abbiamo necessità di far riconoscere sempre più le eccellenze che abbiamo in Lombardia in termini di formazione universitaria. La LIUC è un'università che fa parte di questo sistema, che ha un forte radicamento territoriale. E a Varese resta critica la viabilità nella zona dell'ospedale di Circolo. Ci spiega tutto la collega Barbara Zanetti, le immagini sono di Blitz. Auto in coda e caos parcheggia all'ospedale di Circolo all'ora di punta, cioè poco prima che si apra l'ingresso dei visitatori attorno a mezzogiorno. Via Guicciardini a Varese diventa impraticabile e anche le strade attorno all'ingresso dell'ospedale sono impossibili e diventano un serpentone d'auto. Per cercare di trovare una soluzione sono stati organizzati dei sopralluoghi da parte della polizia locale e dell'amministrazione comunale insieme con la SST. È in congedo ormai da alcuni anni, ma ieri sera a Varese è stato premiato per una delicata indagine contro la criminalità. Vediamo il servizio con immagini di Matteo Canevari.
Il vicepresidente della sezione di Varese dell'Associazione Nazionale Carabinieri, luogotenente in congedo Giorgio Stracquadanio, ha ricevuto ieri sera nella sede del Comando Provinciale dell'Arma a Varese l'encomio semplice concesso dal comandante del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri Palidoro, generale di Corpo d'Armata Gaetano Maruccia. L'importante riconoscimento è stato consegnato dal comandante provinciale, colonnello Marco Gagliardo. Visibilmente emozionato, il luogotenente Stracquadanio ha ricevuto la pergamena con la quale l'Arma gli riconosce il perseverante impegno, l'elevata professionalità e lo spiccato acume investigativo evidenziati nel corso degli 8 anni, dal 2006 al 2014, della complessa e prolungata attività di indagine svolta nei confronti di un sodalizio criminale operante nel territorio nazionale ed Tanti argomenti sulla prealpina in edicola domani. Sentiamo qualche anticipazione dal collega Massimiliano Martini. Chi sarà il prossimo presidente di Confindustria? I giochi si faranno nei prossimi giorni. Intanto, dopo l'intervista della settimana scorsa a Giorgio Fossa sulla prealpina di domani, Emanuela Spagna farà il punto della situazione ipotizzando i possibili scenari. Sempre in tema di economia, patto tra fisco e contribuenti nell'analisi del tributarista Antonio Laurenzano. Chi cerca lavoro troverà lo speciale con 6 pagine di annunci e offerte. Sul giornale in edicola domani ampio spazio anche alla cultura con un'intervista esclusiva al violinista Uto Ughi. E poi lo sport, 2 varesini, un manager e un ingegnere dietro il ritorno della Ducati nel motocross. Poco fa a Busto Arsizio si è rinnovato l'appuntamento con la Gebbia e alla storica tradizione saranno dedicate domani 2 pagine speciali. E chiudiamo con lo sport, basket, bella vittoria ieri sera per la pallacanestro varese al palazzetto di Masnago. Sentiamo un bilancio nel servizio realizzato da Giuseppe Sciascia con immagini Blitz. Varese ritrova Sorrisi in versione Italium e mette a frutto le lezioni apprese in campionato per tornare grande in Europa. Prima sconfitta stagionale per il Chemnitz, la formazione capolista della Bundesliga, nonché imbattuta in FIBA Europe Cup sul campo della compagine di Tom Bialazeschi, trascinata da un Moretti dannata, 29 punti in 26 minuti con un fantascientifico 7 sotto da 3, ad un successo che garantisce la possibilità concreta di una prosecuzione dell'avventura internazionale. Per passare il turno basterà vincere la settimana prossima sul campo di un Leiden praticamente già escluso e poi difendere il P19 dell'andata in Romania ad Oradea. Saranno 4 trasferte consecutive per Varese, 2 in campionato, Cremona e Trento, e 2 in Europa, a dettare il senso del periodo finale della stagione dopo la pausa per la Coppa Italia. C'era anche la gara casalinga dell'11 febbraio contro Pesaro, sarà il roster analogo in attesa del rinforzo post Young durante la pausa per la Coppa Italia. Intanto si è rivisto e con un discreto impatto Thomas Voldetensai. E questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Una buona serata.